Sto per farti vedere un'immagine che mi ha cambiato veramente molto la comprensione sul dolore. All'inizio pensavo che i dolori semplicemente non dovessimo sentirli, quindi non dovessimo sforzarci dal non sentire qualcosa. Invece attraverso questa immagine ho capito che non c'è nessuno sforzo, che tutto quello che stiamo facendo attraverso queste meditazioni o queste comprensioni è qualcosa che non richiede necessariamente un dispendio in più di energia, ma richiede in realtà un dispendio in meno di energia. Cosa intendo? Te lo spiego tra qualche minuto. Andiamo a questa immagine. Vedi che ci sono tre principali sezioni. Il primo è la consapevolezza, che è una consapevolezza esterna al corpo, raffigurato con quest'occhio. Questi sono occhi che guardano, un osservatore che guarda questo corpo raffigurato quindi con la parola ego. Questo corpo ha assorbito credenze, ha assorbito stress, sta reprimendo, molto probabilmente, a causa di passati di un certo tipo, e quindi questa persona sta soffrendo in questo momento. L'ego è diciamo, la persona costruita all'interno di noi, che ha un nome, che giudica, che reprime, che ha paura, che ha ansia, che ha rabbia e che sente il dolore. Qui a sinistra vedi un'ombra con raffigurato sotto la parola inconscio. Fino ad oggi è probabile che queste ansie, paure, rabbia e dolore tu le abbia sentite. Quindi tu sei conscio di queste sensazioni, ma non eri conscio che erano delle reazioni a pensieri, delle reazioni a credenze. Una di queste credenze è che il dolore che sentivi poteva essere un sinonimo di danno, di danneggiamento, di qualcosa di brutto, qualcosa di grave. Hai imparato nei miei video che il dolore in realtà è semplicemente un sintomo dove la sua radice non è nel corpo fisico. Quindi non stiamo parlando di dolori causati da tumori, non stiamo parlando di dolori creati da infezioni. Stiamo parlando di qualcosa che in una risonanza magnetica non si può vedere. Quindi sono dolori creati da ipersensibilità di un sistema nervoso. Questa energia qui a sinistra è stata somatizzata e repressa. Quindi questa energia, immaginatela come un vortice, può ingrandirsi ogni volta che questa cosa qua rimane inconscia. Cosa vuol dire inconscio? Vuol dire che non sai quali sono i suoi meccanismi e non te ne preoccupi neanche, senti semplicemente, giudichi e cerchi di non sentire, di forzare che queste paure, ansie, rabbie o dolori vadano giù. Cercando di portarli giù, sappiamo che però non facciamo altro che aumentare ancora questa energia, perché ne siamo consapevoli in questo momento che stiamo forzando, stiamo manipolando, stiamo controllando qualcosa. Ecco che questa consapevolezza in questo momento si è identificata con questa ombra ed è semplicemente un'ombra, non fa parte di te. Vedendo questo schema capisci che tu non sei quell'ombra, tu sei la parte di consapevolezza. Quando noti il tuo corpo dal di fuori, quindi puoi sentire senza giudicare, in quel momento tu non sei solo il tuo corpo,
sei qualcosa di più, perché ti puoi osservare. Quindi in quel momento il tuo ego si può sentire osservato. Essendo osservato, e quindi tu non potendoti immergere, perché stai osservando da fuori, queste paure, queste ansie, queste rabbie, questi dolori, che una volta erano inconsci, adesso finalmente vengono smascherati. Vengono smascherati, quindi perdono energia, perché l'ego ti stava dicendo delle cose attraverso il corpo per proteggerti, giusto? E questa protezione era data sotto sinonimi di sintomi corporei. Ora che noi possiamo consapevolmente capire i meccanismi, già semplicemente guardando questa immagine, possiamo non identificarci con questa ombra, queste paure, ansie, rabbia e dolore. Una volta che le sentiamo possiamo lasciarle andare, e lasciare andare vuol dire riconnetterci con la nostra consapevolezza esterna, l'io osservatore. Posso osservare senza giudicare. Il non giudicare vuol dire semplicemente rimanere nella consapevolezza del qui e ora. Il qui e ora non giudica. Noi rimaniamo nella consapevolezza attraverso la meditazione. Molte volte capita che questa consapevolezza, invece di rimaner fuori in osservazione, si fa succhiare dalla paura, dall'ansia, dalla rabbia, dal dolore. E lì senti che tu sei la rabbia, tu sei la paura, tu sei il dolore. E in quel momento il dolore, la rabbia, la paura, l'ansia sale su. Non riesci a distoglierti un attimo. Ecco che questo è l'ego che ti vuole mantenere, in un certo senso, all'interno del corpo e a far guerra. Questo crea un'ipersensibilità ancora più elevata nel sistema nervoso, giusto? Ma noi dobbiamo fare un esercizio totalmente contro l'ego. Quello quindi l'ego vuole essere visto, vuole essere imboccato, vuole essere il centro dell'attenzione, ma noi sappiamo che non è più il centro dell'attenzione, perché siamo più furbi, siamo a una consapevolezza maggiore. E quindi attraverso 3 step, questi qua, il primo è riconosci, il secondo è regola e il terzo è riconnetti. Il primo, il riconosci, è riconosco il sintomo corporeo. Può essere anche un sintomo emotivo, tristezza. Una persona mi ha detto: come faccio a capire se in quel caso è sintomo emotivo o sintomo fisico? Qual è la differenza? In realtà non c'è nessuna differenza tra i 2 per il cervello, per il sistema nervoso. Quindi quando sentiamo paura, ansia, sentiamo dei sintomi nel corpo, delle contrazioni. Nel momento che tu senti quella contrazione, non la giudichi, perché sai da dove arriva, sai che è un'ombra, sai che quell'ego che ti sta giudicando e tu ti stai giudicando, identificandoti nell'ego. Quindi riconoscendo il sintomo corporeo, quella sensazione corporea, possiamo lasciarla andare, iniziando a regolare il respiro. Regolando il respiro può essere semplicemente un respiro, un'espirazione lunga, o con la bocca o col naso. Quindi regolando il respiro, l'espirazione in particolare, perché se andiamo a espirare un po' più lungo dell'inspirazione, automaticamente il sistema nervoso rimane in una situazione di calma. E solo in una situazione di calma e di centratura riusciamo a compiere il terzo step, il riconnetti. Quindi a rimanere nella consapevolezza dell'io e ora, non giudicante, che ti ho raffigurato fuori dal corpo, per semplicità visiva, che è quest'occhio. Tu dirai: "Ma no, questa cosa io non riesco a farla". In realtà l'hai già fatta se hai fatto già delle mie meditazioni,
magari l'hai fatta per 1 minuto, non per 10 minuti di fila, perché continuamente uscivi e rientravi, cioè il tuo occhio praticamente rimaneva 1 secondo fuori e 10 secondi dentro la paura, dentro il dolore, poi di nuovo fuori e poi di nuovo dentro la rabbia, poi di nuovo fuori, di nuovo dentro l'ansia. Okay, questo non vuol dire reprimere quando noi siamo fuori, quindi quando la consapevolezza esterna, quindi noi ci possiamo vedere dall'esterno, ovviamente questo è raffigurato in un modo, per farti capire. Cioè tu non vuol dire che hai un occhio realmente dietro, okay? Spero che questa cosa sia ovvia, insomma, che sia da tu la capisca. Ma se noi rimaniamo dentro il dolore, non ci identifichiamo in quello, perché sappiamo che non è grave, sappiamo che è benigno e sappiamo che non c'è nulla di danneggiato, sappiamo che questa è un'ombra e che non ci può rompere il corpo. Quindi quando dico riconnetti, dico riconnettiamoci consapevolmente al momento presente senza giudicare e lascia andare. Questo vuol dire lasciare andare. Questo può durare pochi secondi, 1, 2, 3, possono durare pochi secondi l'uno con l'altro. Tutto questo processo può essere semplicemente di 5 secondi. Quando vai a fare della meditazione per 5 minuti o 10 minuti, magari mirata al respiro, lì continuamente stai facendo la stessa cosa, però per un tempo prolungato. Ovviamente non è possibile per noi non allenati, comuni mortali, esseri umani, rimanere costantemente per 24 ore su 24 nel qui e ora, nella consapevolezza. Perché sentiamo dei sintomi, quindi non dobbiamo necessariamente rimanere in uno stato in cui non senti assolutamente nulla. Questo non è l'obiettivo di questo esercizio, ma il nostro obiettivo per te, che soffri di dolori persistenti o di dolori o ansie persistenti, è quello di non identificarti con quelle ansie, lasciarle quindi andare attraverso questi 3 step. Una volta che le hai lasciate andare, quel vortice non ti risucchia più. E quindi non risucchiandoti più, il tuo sistema nervoso capisce che non è in una situazione di critica e di allerta, e quindi si riequilibra ogni qualvolta non non nota questi segnali. Meno segnali nota di allerta, più questa proiezione sarà meno intensa. Quindi i tuoi dolori, questi sintomi saranno meno intensi. Capiterà un momento della giornata in cui di nuovo ci ricadi dentro, ma starà a te in quel momento avere la forza di lasciare andare immediatamente ogni giudizio e fregartene praticamente di questi sintomi. Fregartene quindi non vuol dire semplicemente reprimere. Qui non stiamo reprimendo niente, non stiamo cercando di non sentire paura, non stiamo cercando di non sentire il dolore. Possiamo sentirlo, ma abbiamo una consapevolezza più alta. Possiamo dirci: "Questo dolore non è mio, io non sono questo dolore, io non sono quest'ansia, io posso sentire l'ansia, posso sentire il dolore, ma io non sono quello, io non posso identificarmi in quello". E questa è una scelta. Ecco perché in vari miei podcast è uscita questa cosa che il dolore in realtà è una scelta. Spero che tu abbia capito questo, diciamo, questo diagramma, questi 3 step. Quando rimaniamo nel riconnetti, quindi nella consapevolezza e nell'occhio, lì non c'è giudizio. E se hai fatto le mie ultime meditazioni, capisci qual è il meccanismo e capisci il perché ti puoi sentire meglio facendo una particolare meditazione. Tu mi dirai: "Non è facile Alessio". No, non è facile, ma è più facile mettere in atto questi 3 step che rimanere costanti, identificati con rabbia, dolore, ansia e paura. È molto più facile rimanere
quello che sei adesso, piuttosto che cambiare. E per cambiare bisogna attraversare un periodo di disagio, se vogliamo anche di frustrazione, perché possiamo anche non notare nessun miglioramento nell'immediato. Ma ti prometto che se metti in atto più possibile questi 3 step durante il giorno, quindi stiamo parlando di pochi secondi, ogni volta che senti un sintomo hai l'opportunità di lasciare andare. E questo lo puoi fare molte volte durante il giorno, non necessariamente devi sederti e meditare per 10 minuti. Quello lo puoi fare, te lo consiglio, 5, 10 minuti al giorno almeno, la mattina e/o la sera, e poi quindi notare cosa succede nei giorni successivi, non nel giorno stesso. Questa è una maratona, non è uno sprint. Spero che questo sia chiaro e ti lascio alla meditazione quindi di questa settimana, se sei dentro Neurobalance. Se non sei dentro Neurobalance, puoi candidarti attraverso il link sotto questo video.